Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi dedicheremo a degli argomenti interessantissimi a mio modo di vedere. Parleremo di biodiversità, parleremo del mondo delle api e di altri aspetti collegati a questi temi. Abbiamo con noi il dottor Paolo Fontana, entomologo della Fondazione Edmund Mack di San Michele all'Adige, che ringraziamo di essere qui presente in studio con noi oggi, e al quale chiediamo immediatamente: ma cosa fa un entomologo? Un entomologo ha questa insana passione per questi organismi con 6 zampe e qualche volta le ali, e si occupa a 360 gradi, perché l'entomologia, gli insetti sono gli organismi più abbondanti sul nostro pianeta e quindi interessano sia gli aspetti naturalistici, ma anche l'agricoltura ovviamente, ma anche la vita quotidiana, perché ci sono molti insetti che le zanzare, le blatte, eccetera. E poi a me piace anche l'aspetto storico e culturale, io cerco di coltivarle. Benissimo. Se si parla di insetti e se si parla con il dottor Paolo Fontana, non possiamo non entrare subito a parlare di api e del mondo delle api. Ricordo che il dottor Fontana è uno dei massimi esperti che abbiamo in Italia veramente di apicoltura, del mondo delle api, no? In genere. E come sta il mondo delle api in questo momento? Ma intanto, quando noi parliamo di api, generalmente intendiamo le api mellifiche, quelle che alleviamo noi apicoltori, perché io sono anche un apicoltore oltre che uno studioso. Ci dimentichiamo spesso, però fortunatamente qualcuno ce lo ricorda sempre, che ci sono anche le altre api, quelle che tendiamo a chiamare selvatiche, ma sono api solitarie, bombi, osmi. Bene, questi insetti non se la passano veramente bene in questo periodo per diversi motivi. Ci sono motivi molto generali, come i cambiamenti climatici, poi ci sono motivi di tipo più paesaggistico, gestionale, l'estensione delle monoculture, la riduzione delle praterie fiorite, e poi c'è il grosso problema dei pesticidi, degli agrofarmaci. E oltretutto ci sono anche problematiche relative e interne al mondo dell'apicoltura. Quindi la situazione è complessa, non è molto rosea, però fortunatamente la sensibilità della cittadinanza, non solo dei diretti interessati, è molto forte su questo tema. Quindi l'impegno è grande da tutte le parti, dagli apicoltori, le loro associazioni, gli istituti di ricerca e i singoli cittadini. Tutti vogliono contribuire a migliorare questa situazione. È proprio di questi giorni anche la notizia che in Germania si stanno raccogliendo le firme per un referendum per salvare proprio le api, no? Quindi per tutelare il mondo delle api. Mi sembra che già questo sia testimone di un qualcosa che occorre fare. Devo dire che quando le persone scoprono che tu sei apicoltore o che studi le api, subito ispiri una certa simpatia, perché nel nostro profondo sappiamo che questi organismi sono fondamentali. Gli impollinatori, o pronubi come si dice in termine tecnico, garantiscono la riproduzione delle piante, e quindi tutto il mondo vegetale su cui poggia il mondo animale, cioè tutti gli ecosistemi, si poggiano sull'azione di questi pronubi. Quindi tutti facciamo il tifo per questi organismi. Io so che ti occupi anche di biodiversità, tu sei presidente anche del World Biodiversity Association, no? Sì, è un impegno molto forte che, devo dire, è maturato in me anche grazie all'opportunità che ho avuto di lavorare in seno alla Fondazione Mack. La Fondazione Mack è una struttura molto grossa, dove c'è ricerca, dove c'è rapporto con il mondo produttivo. Io ho avuto la fortuna di lavorare nel centro trasferimento tecnologico e quindi di interfacciarmi con gli apicoltori e con gli agricoltori. Questo ti porta direttamente in mezzo all'ambiente agricolo, ti fa capire come la biodiversità sia da un lato messa a rischio e dall'altro sia una risorsa. E allora
proprio in questa ottica ho deciso di impegnarmi anche di più in questa associazione, che è nata con due missioni: scoprire la biodiversità e proteggere attraverso la divulgazione, ma che proprio nel 2010, anno internazionale della biodiversità, ha capito che se non si lavora sulla biodiversità nell'agricoltura, l'agricoltura gestisce un terzo delle terre emerse e noi non andiamo molto lontano, quindi il mio impegno nel World Biodiversity Association nasce proprio dall'esigenza di portare questo tema della biodiversità tra noi esseri umani, che siamo una componente di questa biodiversità. Ascolta, e quali sono, anche per far capire a chi ci segue, attraverso degli esempi concreti, cosa avete fatto di concreto in questo ambito? Quali sono i risultati più importanti, più eclatanti che siete riusciti a raggiungere? Allora, secondo me il risultato più eclatante è questo. Per molti anni abbiamo avuto delle azioni di tutela della natura e della biodiversità che anche involontariamente si metteva in contrapposizione con il mondo della produzione, con il mondo dell'agricoltura. Noi invece abbiamo cominciato a parlare col mondo dell'agricoltura, e il Veneto, dove la nostra associazione ha sede, è un terreno fertile da questo punto di vista. Abbiamo scoperto insieme agli agricoltori e dialogando con loro quanto importante è la biodiversità anche per la produttività dell'agricoltura. Quindi aver creato questa attenzione da parte del mondo agricolo nei confronti della biodiversità, e non parlo della biodiversità agraria, cioè le varietà di piante coltivate o le razze animali, eccetera, ma proprio della biodiversità sensu lato, credo sia il più grande risultato. Ecco, e come reagiscono a queste vostre proposte, a queste vostre indicazioni? Come reagisce il mondo dell'agricoltura, gli agricoltori? Allora, il mondo dell'agricoltura è un mondo fantastico. Gli agricoltori vivono nella e della natura, e quindi metterli a conoscenza, o meglio fargli prestare maggiore attenzione al fatto che, per esempio, tutti questi organismi che noi possiamo trovare nel suolo non sono dei parassiti da combattere, ma sono quelli che costruiscono la fertilità del suolo, ha fatto scoprire agli agricoltori che non tutto quello che vola in un campo, anzi molto poco di quello che vola in un campo coltivato, è nocivo all'attività agricola. E lo stesso i licheni come indicatori della qualità dell'aria, o le larve di certi insetti nei corsi d'acqua o nei fossi che attraversano i campi. Cioè stiamo insegnando agli agricoltori a individuare quali organismi possono dare loro un messaggio che gli dica: stai facendo bene, stai facendo male, puoi fare molto meglio, eccetera. Certo. Quindi stiamo parlando di indicatori che ci stanno appunto a segnalare se un determinato ambiente è in salute oppure no. Certo. Quindi il livello di biodiversità. Sì. E proprio nel 2010 noi abbiamo elaborato una certificazione in agricoltura che è basata su tre indici: qualità del terreno, dell'aria e dell'acqua, ma che sono indici che non vengono calcolati in laboratorio, vengono calcolati direttamente sul campo, misurando organismi che anche l'agricoltore può vedere. Quindi l'agricoltore vede qual è la sua biodiversità e se ne innamora. Questo concetto che ci hai appena spiegato, potresti trasformarlo con un esempio? L'esempio è proprio quello della fertilità del suolo. Quanti agricoltori, quando noi facciamo questi buche nel terreno, vagliamo il suolo e poi spargiamo questa terra su un telo e noi ci mettiamo lì a contare, la formica vale 1 punto, il lombrico ne vale 5, quest'altro animale ne vale... Loro vengono lì e guardano e diventano orgogliosi di quanti animali ci sono nel loro terreno, diventano orgogliosi di avere delle piante con molti licheni. È una cosa, credo, veramente straordinaria, ma noi negli agricoltori abbiamo trovato una risposta fantastica. Quindi adesso si tratta di educare, perché oltre a far conoscere si tratta anche di educare il mondo dell'agricoltura a conoscere e a fare propri questi risultati, proprio per, come dire,
essere attori e rendersi partecipi di questa salvaguardia dell'ambiente. Sì, la cosa fondamentale è sempre il dialogo, anche per quanto riguarda il mondo delle api, il problema dei pesticidi, eccetera. C'è una volontà comune di garantire il proprio benessere economico, ma anche la propria salubrità e anche l'orgoglio di operare in un territorio sapendo di non arrecare nessun danno. Solo attraverso il dialogo, attraverso la comunicazione, questo risultato può essere ottenuto. Allora, se poniamo che il risultato da ottenere ha un livello 10, oggi ci troviamo a livello? Ma secondo me noi oggi ci troviamo a livello tra il 6,5 e il 7. La strada è ancora lunga, però eravamo sul 4,5 tempo fa, Poco quindi tempo fa. stiamo Benissimo, migliorando. allora siamo sulla strada buona, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, ringraziamo il dottor Fontana per essere stato nostro ospite quest'oggi e a tutti diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.